Se si riceve una email in cui viene detto che la vostra casella di posta è stata violata oppure che siete stati scoperti a visitare siti poco raccomandabili, non apritela e non date seguito a quello che vi viene richiesto perché si tratta sicuramente di una truffa. A lanciare l'allarme per un fenomeno sempre più frequente è la polizia postale che in queste ultime settimane ha riscontrato una massiccia attività di spamming a scopo estorsivo. Il tentativo è opera di un gruppo internazionale di criminali che sta inviando email in cui viene comunicato agli utenti che il loro account di posta elettronica sarebbe stato hackerato. La polizia postale assicura però che si tratta di una falsa segnalazione inviata per impaurire gli utenti e spingerli a pagare una somma di denaro richiesta. In caso abbiate ricevuto questa email sulla vostra casella di posta elettronica, i consigli da seguire indicati dalla polizia postale sono diversi, ma il più importante però è quello di non dare seguito alle richieste in essa contenute. Mai pagare in nessun caso, ci sono anche altre truffe simili del tipo viene bloccato il computer, poi subentra un messaggio proveniente da un sedicente centro di assistenza e viene proposto un'attivazione di un abbonamento, ad esempio, per risolvere i problemi sul computer. Come vedete è molto simile il modus operandi criminoso, cioè invoglia la vittima, cioè, o meglio, induce la vittima con l'inganno ad effettuare un pagamento. Ecco, il primo consiglio è quello di non pagare mai. La polizia postale invita poi gli utenti della rete a documentarsi, facendo anche semplici ricerche via internet e poi non esitare a contattare uno dei tanti canali attraverso i quali le forze dell'ordine portano avanti la loro azione di prevenzione e informazione. Se si hanno ancora dubbi c'è la possibilità di interagire con tutti i canali che la Polizia di Stato mette a disposizione. Abbiamo tantissimi portali su internet, il principale, oltre al sito istituzionale www.poliziadistato.it, è www.commissariatodps.it, ma abbiamo anche tanti canali su Facebook, ad iniziare dalla Gente Lisa, per continuare ad esempio con il canale della Questura di Genova, che è quello più vicino territorialmente,